Ora in onda il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Buongiorno e benvenuti al TG di Radio Libertà in collaborazione con il Sussidiario.tv. È lunedì 13 aprile 2026. In apertura, Trump chiude lo stretto di Hormuz dopo il fallimento dei colloqui con Teheran. Mentre l'Europa commenta, Washington agisce. Poi, la crisi del Golfo entra nelle tasche degli italiani, tra benzina, bollette e inflazione. Salvini sfida Bruxelles. Con l'emergenza energetica, l'Italia non può restare inchiodata ai vecchi vincoli europei. Sul fronte sicurezza, il Senato torna sul DL Sicurezza Pubblica, mentre un immigrato irregolare ferisce 6 agenti e resta libero. Lo Stato non può arretrare. A Milano, la sinistra e i centri sociali tentano di silenziare la piazza della Lega. Chi parla sempre di democrazia scopre il riflesso censorio. E infine, il vino italiano protagonista al Vinitaly, ma l'Europa non smette di caricare il settore di vincoli e balzelli. Tutto questo e molto altro nel nostro giornale di oggi. Restate con noi, cominciamo subito. Trump chiude Hormuz, falliti i colloqui. Teheran respinge l'ultima offerta. La Casa Bianca blocca i porti iraniani. Fallisce il tavolo di Islamabad e Donald Trump passa dalle parole ai fatti. Dopo 21 ore di negoziato, l'ultima offerta americana viene respinta e la Casa Bianca annuncia il blocco delle navi in entrata e in uscita dai porti iraniani, con l'obiettivo di tagliare le entrate del regime, colpire il nodo energetico e costringere anche la Cina a uscire allo scoperto. È questo il punto politico della giornata. Mentre l'Europa continua a commentare, Washington decide. Trump alza il livello dello scontro non per gusto della provocazione, ma per imporre un rapporto di forza dopo un negoziato saltato sul punto decisivo, il nucleare. E intanto attacca anche la NATO, colpevole di essersi defilata mentre gli Stati Uniti si assumevano il peso della crisi. La crisi con l'Iran impoverisce l'Italia. Benzina, bollette, spesa, i mercati reagiscono e il Parlamento corre ai ripari. La crisi del Golfo non resta lontana. Entra nei portafogli degli italiani. Il rischio è concreto e si chiama benzina, bollette, inflazione, trasporti più cari e costi d'impresa in salita. Il Sole 24 Ore segnala che tra cibo, energia e trasporti è sotto pressione quasi la metà della spesa dei nuclei più fragili. Il blocco di Hormuz spinge l'allarme sui mercati e riporta il tema carburanti al centro del Parlamento con i decreti dedicati. Perché i salotti discutono di equilibri globali, ma chi paga davvero è chi fa il pieno, va al lavoro, muove merci e tiene aperta un'azienda. Salvini sfida l'Europa su energia e sovranità. Gas, nucleare, vincoli europei, niente dogmi nell'emergenza. Matteo Salvini porta in primo piano una linea che oggi suona sempre meno ideologica e sempre più necessaria. Se c'è una crisi energetica vera, l'Italia non può restare inchiodata a vincoli europei pensati per un'altra stagione. Senza margini di bilancio, senza realismo su gas, nucleare e idrogeno, il paese resta esposto. Non è solo polemica contro Bruxelles, è una proposta politica precisa. Non a caso anche Claudio Descalzi, dalla Scuola di Formazione Politica della Lega, ha chiesto di rivedere il bando al gas russo e di non essere radicali e dogmatici in una fase straordinaria. Dossier sicurezza, difendere i poliziotti. Il Senato riapre i lavori, la cronaca dice che è urgente. Il Senato riapre il dossier sicurezza pubblica mentre la cronaca continua a consegnare segnali che i cittadini capiscono benissimo. Aggressioni, tensione, forze dell'ordine sempre più esposte e una giustizia troppo spesso debole dove dovrebbe essere rapida e netta. Pesa in particolare il caso dell'uomo accusato di aver ferito 6 agenti e rimesso in libertà in attesa di ulteriori valutazioni. È esattamente questo il cortocircuito che il centrodestra vuole colpire. Quando chi aggredisce lo Stato trova alibi, il messaggio ai cittadini onesti è devastante. La sicurezza è il primo diritto di chi rispetta le regole. Bavaglio contro la Lega a Milano. Contro le idee dei patrioti, PD e antagonisti uniti nella repressione.
A Milano la sinistra torna a mostrare il suo riflesso peggiore. Quando la Lega porta in piazza le sue idee, invece di rispondere con altre idee, scatta il tentativo di delegittimare, impedire, accerchiare. Il caso della manifestazione dei patrioti europei in Piazza Duomo diventa molto più di una polemica locale. Da una parte una forza politica che chiede di confrontarsi alla luce del sole su sicurezza, rimpatri e difesa dei confini. Dall'altra un pezzo di sinistra istituzionale che insieme al mondo antagonista prova a trasformare il dissenso in una colpa. Lo ha detto chiaramente Giovanni Sallusti. Chi si riempie la bocca di democrazia, appena vede la Lega in piazza, scopre il gusto del bavaglio. Vino italiano sotto assedio. L'Italia produce eccellenza, l'Europa produce ostacoli. Dietro i brindisi di Vinitaly c'è una verità scomoda. L'Italia produce eccellenza, ma Bruxelles continua a caricare il settore di vincoli, costi e impostazioni punitive. Il punto non riguarda solo il vino, ma un intero modello produttivo. La rassegna conservatrice richiama il dossier Coldiretti sui costi che gravano sul comparto e in Parlamento torna il tema della revisione incentivi e della competitività del sistema Italia. La contraddizione è precisa. Tutti celebrano export e qualità italiana. Poi si accetta una gabbia burocratica che penalizza chi produce. Il vino diventa il simbolo di un'Italia che lavora e di un'Europa che ostacola. Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv presenta gli approfondimenti di oggi. Energia. Basta dogmi europei. Serve il gas russo. Descalzi e Marsiglia. Salvini unico a metterci la faccia. Claudio Descalzi lo dice con parole che pesano. Il problema non sono solo i prezzi, ma i volumi. L'Italia paga 20 anni di scelte sbagliate perché non ha abbastanza produzione e quando arriva uno shock non può salvarsi comprando altrove ciò che manca. L'amministratore delegato di Eni definisce l'evento nel Golfo il più grave degli ultimi 40 anni sul fronte dell'offerta e chiede di rivedere lo stop al gas russo dal 2027 e di sospendere l'ETS per non colpire industria e sistema sociale. Michele Marsiglia è ancora più diretto. Salvini è l'unico che ci mette la faccia per salvare l'Italia sul fronte energia. Razionamento e smart working sono toppe ideologiche. Serve energia disponibile e una politica che scelga l'Italia. Conte guarda pericolosamente a Pechino, ma tra Stati Uniti e Cina non esiste neutralità furba. Giuseppe Conte prova a riproporsi come uomo dell'equilibrio, ma sul terreno geopolitico l'equilibrio diventa ambiguità. Nell'intervista a Bloomberg rilancia l'apertura alla Cina e rimette in circolo formule già sentite ai tempi della Via della Seta. Autonomia strategica, futuro condiviso, nuovo ecosistema geopolitico. Parole sofisticate che rischiano di spostare l'Italia dal perno atlantico verso una postura più morbida con il dragone. Tra Stati Uniti e Cina comunista non esiste neutralità furba, esiste una scelta di campo. Da una parte l'Occidente democratico, dall'altra una potenza autoritaria che usa commercio e tecnologia come leve politiche. La questione riguarda che Italia vogliamo essere. Questa era l'ultima notizia. Il TG di Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv, finisce qui. A tutti voi un buon inizio di settimana e appuntamento come sempre a domani. Avete ascoltato il notiziario di Radio Libertà.